Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta: trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. E là, ciao Paolino. Oh, mi senti? Dio, che bello quando non parla. Quindi questa domenica dove vado? Ah, Pomis. Comunque in questa versione silenziosa mi piace tanto. Stammi bene, vado, ciao. Arrivati. Buongiorno. Ehi, ciao Francesca, buongiorno. Un trattore nell'ufficio. Un trattore. Benvenuta da Pomis, anzitutto. Grazie mille. Denise. Denise. Mi fa piacere che mi accogliate qua poi in questa bellissima giornata. Spero non staremo qua. No, assolutamente non stiamo qua. Qua ti accolgo io e basta, ma ora raggiungiamo Peter direttamente in campagna. Che Andiamo dici? direttamente? Andiamo C'è direttamente. tanto da camminare? Non camminiamo, abbiamo un mezzo particolare. Che sarebbe il trattore? No, che sarebbe il trenino. Attenzione, Anin. Andiamo. Andiamo, Francesca. Ho le scarpe adatte soprattutto. Via. Buongiorno. Buongiorno. L'uomo che sussurrava alle mele, è lui. Adesso conosciamo un po' tutto. Allora, Peter Larcher, io ti ho presentato come l'uomo che sussurrava alle mele perché mentre venivamo qua con il bellissimo trenino, tra l'altro è stata una bellissima esperienza, proprio Denise mi raccontava che tu appena hai un momento vieni qua, guardi le tue mele. Sì, quotidianamente. Quotidianamente. Sì, è un impegno che ho quotidiano con tutti i nostri soldati, li chiamo così, perché così sono li tutti chiami? in riga, belli ed è una soddisfazione perché alla fine è il frutto del nostro lavoro ed è proprio la passione che quotidianamente coltiviamo per arrivare poi a settembre-ottobre quando c'è la raccolta per raccogliere dei prodotti eccezionali di altissima qualità. Quindi siamo nel giardino dell'Eden, Sì. e poi ad agosto ancora nella fioritura e ad agosto nella raccolta, penso che sia ancora di più un tripudio. Pomis come nasce e oggi cosa fa? Allora, Pomis intanto in friulano di Spomis, no? Gli spomi si sa vince sono le cassone, mele, esatto, sì. Allora, sì, chi in Friuli allora si porvete partì così. Allora, niente, Pomis è una realtà familiare che raccoglie 35.000 quintali di mele all'anno, di cui c'è una parte di biologico e la restante parte è convenzionale. Siamo circa 30% di produzione biologica su 4 varietà separate e poi abbiamo diciamo così, le mele convenzionali, quelle a marchio Acqua, che sono ben 8 varietà diverse. Partiamo dalle gala che si raccolgono la prima settimana di agosto, dopodiché passiamo a tutte le altre, quindi Delizia Rosso, Golden, Fuji, Granny Smith, Imperatore e alla fine finiamo con le Pink Lady, che sono la varietà che è la più tardiva e finiamo verso l'8-10 dicembre, quindi il Ponte dell'Immacolata ce lo facciamo ancora nel frutteto, magari già con qualche fiocco di neve, brinetta senz'altro, sì. Senti, noi qua siamo in un filare di? Queste sono Granny Smith. Granny Smith, sì. Ok. E abbiamo il fatto di essere qua, proprio immersi nella natura, ci permette di collegarci, perché tu ci hai parlato di biologico e ci hai parlato anche di marchio qua,
in entrambi l'ambiente è qualcosa di L'ambiente per noi è fondamentale, fondamentale. infatti la nostra azienda è ormai da 4 anni che addirittura non utilizza più nessun tipo di diserbo chimico, solo esclusivamente meccanico. Quello che stavo facendo adesso col trattore appena uscito era proprio una delle ultime tecnologie sul diserbo meccanico. Come potete vedere facciamo una lavorazione sulla fila dove il terreno viene mosso e le erbe non crescono senza l'utilizzo della chimica. Niente concimi chimici, niente OGM, solo ed esclusivamente prodotti di origine organica, quindi naturali. Ma anche la lotta integrata, quindi quello che prevede il disciplinare del marchio Acqua, quindi bassissimo impatto ambientale sull'utilizzo dei pesticidi, mantenimento della distanza dal periodo del raccolto, ma poi anche Mantenimento della distanza? della distanza gli ultimi interventi devono essere fatti tanti giorni prima della raccolta, quindi in modo che quando noi andiamo a cogliere un frutto dall'albero ce lo possiamo mangiare e siamo sicuri di quello che mangiamo, non solo per la sua bontà ma soprattutto per la salubrità. E quindi lotta integrata, beh, questo implica anche uno sforzo maggiore però da parte vostra, perché immagino che sia più difficile. Sì, sono sforzi manuali, perché ovviamente tante lavorazioni bisogna farle manuali, ma soprattutto anche sforzi di puntualità negli interventi, perché la lotta integrata quindi significa l'utilizzo di prodotti naturali o diciamo così antagonisti naturali che si trovano in natura e interventi manuali mirati fanno in modo che possiamo risparmiare tantissimi interventi chimici, come per esempio questo gancetto. Sì. È un ferormone, serve per tenere lontano in maniera naturale gli insetti. Questo qua è proprio per la Carpocapsa, che è quindi il famoso vermiciattolo delle mele, quello che è sgradevole quando ce lo troviamo. Questo qua è un, diciamo così, repellente naturale. Senti, sulle mele si lavora tutto l'anno, abbiamo parlato di ambiente, agricoltura, l'altra A del marchio Acqua. Si lavora, c'è da fare per tutto l'anno? Sì, noi... Quali sono le fasi? Le fasi, diciamo così, noi partiamo con la potatura invernale che si protrae fino a quasi alla fioritura, quindi quando tutto il frutteto dorme, in quel momento lì avremo il momento, è proprio il momento ideale nel quale intervenire per fare la correzione diciamo così, a bruno si dice, quindi quando è tutto secco si fa la correzione e l'impostazione della forma della pianta per farla in modo che sia bella, pronta per poi fruttificare durante l'anno. Quindi c'è questa potatura invernale, poi c'è la trinciatura, tutti i legni vengono trinciati perché così si crea sostanza organica, concime naturale sul suolo. E poi lasciamo fare l'evoluzione alla natura, incomincia la fioritura. Durante la fioritura il nostro frutteto è sacro, nessun tipo di intervento viene fatto proprio nel momento della fioritura. Finita la fioritura si incomincia chiusura delle reti, perché potete notare tutti i nostri frutteti sono dotati di copertura di rete antigrandine, e poi succede proprio magari anche in fioritura che come quest'anno c'è stata questa forte brinata, la brinata, esatto, che quindi abbiamo dovuto irrigare, e irrigando il ghiaccio che si forma crea proprio una protezione naturale, un isolante al fiore, e il fiore non si brucia e non si secca. Bello, esatto. Frozen. Sì, esatto, frozen, tutto congelato, tutto bianco. E quest'anno nella notte fra il 21 e 22 e il 22 e 23 appunto di aprile abbiamo avuto temperature che sono andate abbastanza sotto zero, e con i nostri impianti antibrina abbiamo salvato tutto il raccolto, infatti la produzione non manca. Questo è sempre parte di tecnologia e di, diciamo così, investimento su impianti del genere. E siamo arrivati alla fioritura, dopodiché cosa succede? Dopodiché appunto i frutti incominciano a ingrossarsi, si separano, quindi ci sono quelli che cadranno naturalmente e quelli che rimarranno poi sull'albero,
E da lì incominciano poi tutte le lavorazioni manuali, quindi il dirado manuale, la potatura verde per dare luce ai frutti, tutti i frutti che hanno dei difetti oppure che sono di troppo, che quindi rimarranno piccoli, vengono tutti tolti manualmente, e gli sfalci dell'erba, tutte queste cose. Poi incomincia l'irrigazione, perché con queste stagioni meravigliose e con questi caldi, quest'anno per esempio abbiamo già incominciato, si fanno le irrigazioni. Anche lì entra sempre un aspetto fondamentale nella nostra azienda, che è il risparmio idrico, sempre un accorgimento per l'ambiente e per l'acqua preziosa, e abbiamo tutto l'impianto dotato di irrigazione a goccia, quindi qui sotto a 15 cm di profondità scorre un tubo che rilascia pian piano l'acqua, e a sufficienza per quello che serve alla pianta, però non ne sprechiamo. Quindi non viene innaffiato Non viene in innaffiato sostanza. tutto, no. Utilizziamo l'impianto a pioggia solo quando abbiamo temperature altissime, Tanto secco. per abbassare un po' la temperatura, perché sennò le piante entrano in stress, e soprattutto quando comincia a morire il prato, che si vede già che è un grosso problema, perché dopo il prato a noi serve per fare in modo che non... Che le mele non... No, il prato aiuta ai mezzi meccanici, quindi ai trattori e tutto quanto, a non creare le careggiate, no? I famosi segni. Ok. E fare, diciamo così, da cuscinetto fra le ruote e il terreno. Quindi abbiamo un po' tutte queste cose qua. Fine estate ci prepariamo, vediamo sempre frutti che si ingrossano. Adesso siamo attorno ai 42 mm di diametro. Quando poi vediamo sempre appunto i frutti che si ingrossano, arriviamo al punto che incomincia la virazione del colore, quindi le cominciano mele, a pigmentarsi. esatto, a bacca rossa, diciamo così, incominciano ad arrossire, e poi da lì in poi quotidianamente test di maturazione, proiezione. E come si fanno i test di maturazione? Ci sono, diciamo così, delle tecnologie che utilizziamo misurando l'amido e la durezza e il grado zuccherino. Quindi sappiamo che il disciplinare a marchio qua chiede e obbliga noi produttori ad avere una mela, o diciamo così, le mele con determinato grado zuccherino, durezza, acidità. Quindi se le mele non sono dolci, le mele acqua non possono diventare acqua. Ah, ok. Ecco. Quindi non è che uno arriva e dice "Oh, che bella mela, o non questa è sono pronta, qua", la esatto. colgo". No. Questo noi lo facciamo sia in autocertificazione che un certificatore esterno che viene a controllare se quello che facciamo è corretto e fa dei test a campione. Cioè la cosa che sembra più semplice, cogli la mela, e veramente ha dietro in realtà una serie di operazioni e di attenzioni pazzesche. Sì, non è solo appunto il semplice raccogliere, ma per una mela buona che viene garantita viene anche richiesto un certo comportamento anche etico ma professionale. Quindi le nostre mele, se non sono buone, non possono essere bollinate, e questa è la cosa importante. Anche perché per togliere il medico di torno deve essere sana, altrimenti è peggio. Sana sempre. Infatti. Poi se è anche bella, di qualità, è esatto, bella. se è anche bella, meglio ancora. Ma non sempre è possibile. Beh, insomma, poi senti, la stagione ideale, chiudendo, per la mela, nel senso che un'estate ideale per un ottimo raccolto, primavera, estate ideale, qual è? Caldo, ma anche piogge, e poi in autunno o fine estate sbalzi di temperatura. Quindi noi dobbiamo avere, quindi servono... notti fresche, giornate miti, calde, quindi buon accrescimento di grado zuccherino e buona colorazione con gli sbalzi termici. Infatti adesso vi porteremo in magazzino, dove potrete vedere come prosegue la nostra filiera, dove facciamo le lavorazioni. Di nuovo col trenino? Di nuovo col trenino, questa volta guido io. Lasciati i bei filari, siamo qua in un ambiente meno romantico ma essenziale, perché finita la raccolta cosa succede in questo circuito? Allora, praticamente una volta che le mele vengono raccolte in questi contenitori che si chiamano beans, vengono portate in magazzino, etichettate in base al lotto di produzione e poi selezionate. Cioè in questa catena di selezione
Le mele vengono sempre svuotate in acqua, perché l'acqua per noi è il, diciamo così, mezzo di trasporto più delicato, perché non si ammacchino. Salgono, c'è un operatore che fa una prima selezione, se ci sono dei frutti che non vanno, dei corpi estranei all'interno dei cassoni, quindi foglie e rami, dopodiché vengono lavate. E dopo c'è la cosa più bella, a ogni mela vengono scattate 36 fotografie, quindi 36 selfie, esatto, e in base a com'è questo frutto, il computer ci dà delle indicazioni e ci dà, diciamo così, dei parametri che poi noi andremo a scegliere dove far uscire. Quindi noi sceglieremo i frutti sempre in base al colore, alla faccetta, al calibro, all'asse e ai difetti, quindi alla qualità. Tutto questo è in automatico e tutto questo con una velocità di 4,5 frutti al secondo per ogni canale. Quindi è una cosa molto veloce e giustamente è un grandissimo aiuto, perché una volta questo si faceva tutto esclusivamente a mano, tranne il calibro che era meccanico. Quindi si selezionava coi pesi o sì, esatto. con le dimensioni? Appunto c'erano delle viti senza fine che si allargavano man mano e poi quando il frutto aveva la dimensione giusta, questa cadeva giù, sì, esatto. Quindi quando noi diciamo ma guarda queste mele sono tutte uguali, sanno di industriale, invece in realtà no, semplicemente vuol dire che il mercato oggi chiede una qualità nella presentazione e diciamo così soprattutto nell'uniformità, esatto, sia dal punto di vista della colorazione che del gusto. Il gusto ce l'abbiamo perché raccogliamo il frutto maturo, però dopo ci deve essere il diametro, la pezzatura appunto e il colore che deve essere il più uniforme possibile, perché un frutto verde è diverso da un frutto giallo, come un frutto, diciamo così, con 100% colore è diverso da quello magari che cresce all'interno dell'albero, che arriva magari al 50-60%, ed è una qualità che poi anche si paga. E qui poi vengono qui poi vengono selezionate a seconda delle varie pezzature. E in base a come uno vuole fare, come le vuole destinare, si tornano a riempire questi contenitori che poi vengono riempiti, cioè vengono svuotati e confezionati in un'altra stanza dove c'è un altro macchinario che poi andremo a vedere, oppure vengono confezionate direttamente una parte quantomeno per poi pronte a partire, sì, esatto. Allora andiamo a vedere il resto. Andiamo a vedere il resto. E qua invece Peter cosa vediamo? Dove siamo? Qui vediamo il confezionamento delle mele bio che abbiamo precedentemente lavorato di là, quindi queste qua sono state tutte selezionate prima e poi qui in questa linea di impacco vengono nuovamente svuotate nell'acqua, lavate e poi escono su questo banco agevolatore dove i ragazzi confezionano i frutti, scartandone ovviamente qualcuno che finisce qua, che poi va a fare il succo. E una volta piena la cassetta, in ogni cassetta ci sono 44 frutti per un totale di 8 kg. E una volta piena la cassetta viene diciamo così palettizzata e vengono creati questi bancali e poi vanno forniti ai nostri clienti. Quindi qua il prodotto è già pronto per essere diciamo così venduto, quindi questo è lavato 2 volte ma soprattutto è un prodotto eccellente, di buonissimo gusto, pur presentando qualche piccolo difetto di rugginosità che è tipico di una coltura biologica, certo. Quindi la conservazione delle mele per poterle avere poi durante tutto l'arco dell'anno? La conservazione viene fatta in delle grandissime celle frigo, come un frigorifero di casa, dove in alcune viene solo monitorato temperatura e umidità, in altre invece oltre che la temperatura e umidità vengono anche monitorati e variati gli aspetti ambientali, cioè l'azoto e l'ossigeno. Viene tolto completamente l'ossigeno o reso bassissimo, al posto dell'ossigeno viene emessa anidride carbonica e l'azoto viene regolato. Proprio per quello riusciamo a avere le mele 365 giorni all'anno. Peter, dopo vedremo tutto quello che si può fare con le mele, oltre semplicemente all'addentarle. Qui cosa succede in particolare? Noi nell'intera filiera, per chiudere poi anche
diciamo così, quella che è la nostra realtà aziendale, noi facciamo anche dei trasformati, che non sono dei semplici trasformati, ma sono delle spremute integrali, che è nient'altro che un prodotto con una lavorazione molto particolare che mantiene intatte tutte le proprietà della mela. Quindi oggi, se non la vogliamo mangiare o se non la possiamo mangiare, la beviamo. E per fare questo c'è bisogno di tanta tecnologia, perché noi nel nostro prodotto non mettiamo nessun tipo di additivo aggiunto, quindi non abbiamo né conservanti, né zuccheri, né coloranti, nulla. Nudo e crudo, così com'è il prodotto, la materia prima. Però per fare questo appunto ci vuole tanta tecnologia, e fra le tecnologie che noi utilizziamo ci sono delle tecnologie industriali, che non significa che il nostro è un prodotto industriale, il nostro è un prodotto artigianale, però che con queste tecnologie ci permette di avere standard di sicurezza alimentare altissimi. Quindi proprio qua noi riusciamo a mantenere monitorato tutti gli aspetti del processo di Dalla lavorazione. pastorizzazione, vedo per esempio qua. Questa qua è proprio la fase della pastorizzazione, ci sono 4 stadi, poi il raffreddamento, perché il nostro prodotto viene raffreddato prima di essere confezionato, pastorizziamo a bassa temperatura, quindi è molto importante tenere monitorato tutti gli aspetti della temperatura, che sia costante, che non si sbagli di nulla, e tutto viene registrato e monitorato anche per l'attribuzione dei lotti e per la tracciabilità del prodotto. Quindi un prodotto assolutamente sano e conservato solo con mezzi meccanici, quindi nulla di chimico. Lo fai assaggiare adesso, no? Assolutamente. Okay. Andiamo. Il nostro percorso termina qui, siamo sempre a Mortegliano, a Pomis, questo è lo spaccio e agriturismo esatto. vostro, dove si possono assaggiare anche i vostri trasformati, vale a dire i succhi. Presentami un po' tutto però, perché... Allora, partiamo da qua. Qua abbiamo le nostre spermute integrali, che appunto non è un semplice succo, ma è ben qualcosa di più, perché contiene tutta la mela ed è un prodotto particolare che solo noi produciamo. Dopodiché abbiamo tutte le mele nelle varianti, ovviamente alcune mancano perché adesso non ne abbiamo tutte disponibili, perché siamo verso la fine della stagione. Sì. E sappiamo anche che tutte le mele, quindi tutte le varietà, hanno delle caratteristiche organolettiche differenti, quindi chi è quella più acidula, meno acidula, chi più profumata, chi più dolce, chi meno dolce. Dopodiché andiamo avanti, abbiamo la nostra linea aceti. Abbiamo l'aceto viridis, che è il nostro aceto non filtrato, che lo chiamiamo aceto del benessere proprio perché ha la madre naturale all'interno ed è ideale proprio anche per le diete. Dopodiché abbiamo le due varianti di balsamico naturale da 3 anni con un invecchiamento, quindi abbiamo l'aureum. L'aureum invece è un balsamico di mela, questo è invecchiato 3 anni, questo qua invece che è un prodotto veramente eccellente, che è l'aureum 5 anni, che è quello, diciamo così, il top fatto di... esatto, con il metodo tradizionale, quindi mosto cotto, acetificato e dopo imbottigliato. Ah, ecco, col mosto cotto si fa il balsamico? Mosto cotto, noi cuociamo la nostra spremuta per circa 17-18 ore a 70 gradi, dopodiché viene messo con dell'aceto nelle botticelle di rovere da 200 litri e lì rimane a riposare per 5 anni in questo caso qua. E dopodiché abbiamo un risultato eccellente, molto delicato come prodotto, dopo te lo farò assaggiare. Certo. E alla fine, infine, abbiamo la lattina, che è l'unico succo di frutta che c'è nella lattina di alluminio, perché la lattina è l'unica confezione, l'unico imballo che mantiene inalterate le proprietà del nostro prodotto, che altrimenti con qualsiasi raggio di luce si ossida e quindi non è più così come dovrebbe essere. E in arrivo anche la versione mela e bergamotto in lattina. Mela e bergamotto è proprio la vostra trovata. È una novità, sì, esatto. Anzi, mi prenoto già quella da portare a Paolo, Perfetto. perché voglio vedere cosa ci fa. In modo che io sia preparata, velocemente, mi dici 2 cose sui gusti, su 2 varietà, anche per cosa sono usate principalmente in la cucina, Golden così è, poi me la tiro con Paolo. Sì, certamente. Allora, abbiamo la Golden, che è la mela gialla più comunemente conosciuta, che va bene un po' per tutto, sia per mangiare fresca che per l'utilizzo in cucina, cotto. Quindi dalle torte a tante altre cose. Poi abbiamo la Granny Smith, che non è vero che è la mela degli diabetici, perché non c'è differenza di zucchero, però la Granny Smith è altissima di acidità, è una buona mela da mangiare fresco per chi è amante dei prodotti acidi. Dopo abbiamo
è la Fuji, che è questa qui, che è quella più, diciamo così, quotata per il consumatore italiano. È una mela di origine giapponese ed è veramente veramente buona, ma soprattutto il clima friulano è adatto per lei. Per questa coltivazione. A me piace Dopodiché questa, abbiamo la mela di delizia Biancaneve. rossa, sì, certamente abbiamo visto che lei ha azzannata anche in magazzino. D'altronde è una mela per amanti di questa mela qua. Ecco, Perché io sono non amante. sempre la si trova buona, tante volte è farinosa, però se viene mantenuto il ciclo del freddo come facciamo noi, la mela rimane sempre croccante. Croccante, Dopo succosa. manca l'imperatore, che l'abbiamo già Esaurito. finito, che è quella che è esclusivamente quasi solo per uso in cucina, quindi o fa la cotta durante l'inverno detorsolata con un po' di miele e amaretto al centro, oppure per i dolci, perché è una mela molto compatta che rilascia poca acqua. E dopodiché c'è la gala, che è la prima mela estiva, che viene raccolta a agosto, però noi solitamente a Natale la finiamo già. Hai preso nota, Gian Domenico, perché io non mi ricordo tutto, poi ricordamelo con Paolo, che faccio un po' la saputella. Che dire, grazie, faccio spesa. Grazie a voi, adesso la Denise ti preparerà un po' di cose da portare Grazie. allo chef. Avrò di che cucinare, insomma. Grazie mille. E un ragazzi, saluto a Paolo Zappolatti. è stato un piacere. Altrettanto, ciao. Ciao. Fate i bravi. Sempre. Ah, che fashion! Parlavamo di happy hour, ci siamo messi il grembiulino in jeans come i giovani. Sì, so che tu hai i jeans e sono jeansato. Bene. Dunque, Happy? già questo mi preoccupa. Farmi le unghie? No, è un coltello. Ok. Allora, questo aperitivo sono curiosa. Mi hai detto aperitivo dove valorizzeremo le mele di Pomis. Esatto, Ma non solo le mele. Vedi? Anche, beh no, anche la spremuta di mele, aspetta che prendiamo, di mele e bergamotto. Io intanto mi sono già assaggiato un poco. Ti pareva? Beh, scusa. Era meglio quando arrivavi tardi, sinceramente. Va bene, Chi non tu sgarfavis. questo vediamo dopo. Sì. Quindi abbiamo due preparazioni, lo stuzzichino da mangiare e l'aperitivo da bere. Perché non ho mai bello, saputo che bello. l'aperitivo... È molto food Ah, no, si blogger, mangia grazie, anche mi l'aperitivo, no? Eh sì. Sì, Apple invece hour no. abbiamo detto. Qui non c'è stuzzichino. C'è l'aperitivo da mangiare, Oddio, l'aperitivo non da bere. complicarmi la vita, Paolo, Ok, dai. lavoriamo. su. Scegli la mela. Cogli la prima Cogli la mela. mela. Boh, a me piace rossa, Ecco. che sono Biancaneve. Stai già pensando a qualcosa tu, secondo me. No, io ero andato indietro a Adamo ed Eva, cioè figurati, ero molto molto indietro andato. Perché sei più Allora, vecchio. cominciamo a Troppo pelarla. Sì. Intanto Con io... cosa? Col Con coltello. questo? Non so, vuoi... Guarda, prova a pelare con questo. Secondo me funziona, Forza... Simpatia sempre di più. Allora, queste tagliamo a bastoncini abbastanza grandini, un po' Ah, per beh. imitare le Ridi, patatine, ridi. sai, le patatine, quelle a stick, le patatine Sì. fritte. Io intanto cosa faccio? Più che un corso di cucina, il mio sta diventando un corso di taglio, di cucito, di Io geometria. Vabbè, ma sai, allora c'è un discorso di cucina che è un discorso di presentazione. Ma cos'è Ma poi sto rumore, soprattutto scusa? è l'olio che sta scaldando, perché senti cic 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 cic. Quindi, Bastoncini. sì, voglio vedere cosa fai adesso. Vuoi un altro coltello? No, questo è anche un altro coltello. Togliamo qua un po' di roba. Sì, ok, va bene. Io nel frattempo un uovo intero, vado ad aggiungere un po' di farina, alla fine faccio una pastella così fatta abbastanza ad occhio, cioè, perché come hai visto anche le altre volte, la farina tante volte assorbe più o meno liquidi, diventa più dura da lavorare, serve ad aggiungere liquidi, tante volte appunto bisogna fare un po' di variazione nelle ricette perché a seconda dell'umidità che ha anche la farina dobbiamo un po' regolarci, no? Hai Io ho visto capito anche, perché- anche tante volte quando hai fatto la pasta, hai visto che la pasta viene un po' più dura o meno dura, ma dipende realmente dall'umidità che ha la farina. E io cosa vado ad aggiungere per la pastella? Potremmo mettere acqua ghiacciata, potremmo mettere spumante, potremmo mettere birra, io vado a mettere del vino. Per restare in tema aperitivo. Sì. No, io so perché tu mi fai fare queste cose, perché mi concentro talmente tanto che sto zitta e non riesco neanche a sentire quello che dici. Sì, però quando ti cervello concentri uno, tanto,
tu sei già lì con 1 chilo di roba già fatta. E io mi meraviglio perché di solito quando insegno a qualcuno sta 2 ore lì per fare cose, invece tu sei molto pratica nelle tue cose e quindi non c'è bisogno di star lì a aspettare, no? Ok, ti piacciono come chips? Sì, aspetta che tolgo questo. Chips. Anzi, non sono chips, sono sticks. Sticks, Giusto? Giusto. Bravo. Grazie. Quindi? Quindi? Butto dentro? Vai. Ok, tocca bene dentro se è caldo l'olio. Certo che stai diventando simpatica come me, con certe battute. Che è un complimento questo. Wow! No, scherzavo. Ti sento un po' acidula oggi. Andiamo sul fuoco. Ma tu mi dici facciamo un aperitivo, io pensavo già di essere qua, musica, amici, bollicine, invece mi tocca lavorare. Sì, vabbè, ma gli aperitivi di solito... Posso fare io, scusami? Si prova una intanto. Ma devo fare un tentativo, cioè metto una per vedere se... In friulano si dice metto una ponte lì. Metto una Tocce un po'. No, non fa niente. Sì, vengono su, vado, no, è scappata. Aumentiamo un attimo. Sì, sta cominciando. Vedi, gira e volta. Vai un po' alla Ci azzecco volta. sempre. Come abbiamo visto altre volte. Il fritto va fatto sempre un po' alla volta, non buttiamo mai tutto. Ah, tutto Anzi, lì. non butta perché tu saresti capace, butti giù tutto dentro. Perché figurati. io sono Un paston. carnica, una donna di non ho detto montagna. questo. Non ho detto questo. Però l'hai pensato. No, sai che non lo penso più. Arriverà agosto che o diventiamo amici per la pelle o proprio non si può dire iodi. No, non credo. Sei stato così buono con me. Sì? Dici? Per adesso. Siamo a Per metà adesso? superata del nostro corso. Quindi vorrei anche il voto del primo quadrimestre. Io punto alle sorprese. Bello, le ho fatte proprio belle. Sembrano le patatine Infatti mi sono fritte. meravigliato anch'io. Intanto che tu friggi, io metto in una ciotolina con la forchetta, vado a emulsionare un po' di aceto balsamico, di mele. Sì. Ma scusa, quindi la di pasta mele l'hai messo anche friulane. sale? Sì, un pizzico. Ed è fatta col vino. Pensa Sì. che c'è una ricetta friulana, ad esempio quello che chiamano la salviade, con le foglie di salvia, magari quelle un po' più larghette. Anzi, già che siamo, vado anche a prendere una foglietta e guarda, fai anche questa. E veniva aggiunta, invece che lì viene aggiunta la grappa, tanto per restare sempre friulanizzare. un po' alcolici, Sì. aperitivosi. Allora, per intingere, perché se essendo un fritto, anche se la mela è acidula, però Scusa, il basta fritto- perché non ho più spazi. Sì. Dai una mescolatina, Metto anche la salvia? metti anche la salvia. Solo una foglia, eh? Devo comprarmi ste pinzette che mi hai portato. Ma no, ma se no lo fai, se non hai le pinzette, usa, sai fare a maglia. Sì, so fare a maglia e uso anche il goudiette. Il Ti guglie. ricordi che ti ho spiegato cos'è il goudiette? Ah sì, quello il cuore. Oddio, si sono tutte attaccate, Il cuore. sì. Perché una volta gli uomini erano più romantici di quanto si pensi, eh? Regalavano questo cuore alle donne perché non si pungessero con il ferro. Ho detto una volta. Vabbè, prendo il ghiaccio, così. Guarda, Si sono un po' attaccate. prendo il ghiaccio e sì, staccale adesso. Non facciamo queste figuracce. Allora, qua- io prendo il ghiaccio per Sì. raffreddare il cuore. Un po' di ghiaccio, un piccolo trucco, perché dobbiamo fare anche l'aperitivo mentre cucini. Giusto. Sono curiosa, li posso mollare un attimo le bambine Sì. qua? Quindi, come lo rompiamo? Col Prego. chiaf. Tieni qua, attenta a non... Stai scherzando, No, spero. no, vai tranquilla, io controllo qua. Scusa, un po' di difficoltà, devo... E senza il... Il Vai, Vai. Fidati. Vado? Al massimo rompi Adesso la cucina. penso a qualcuno che mi sta veramente antipatico. Bello sto coso, divertente. Questo è il famoso, come si chiama? Si è Quello rotto il contro sacchetto. lo stress. Antistress. È un antistress. È difficile, eh? Vai, Non antistress. ci sarebbe arrivato nessuno. Bene. Ok.
Ti basta così un po' grossolano? Sì, Sì, sono più belli i cocktail così col ghiaccio un sì, po'. così si scioglie piano piano. Sì. Allora, Dunque, intanto intanto che frigge, mettiamo, vado io. Sì. Allora, nella coppa andiamo a mettere la spremuta di mele al bergamotto. Buono che l'ho assaggiata, è buonissima. Un po' amarogno, la Mettiamo- dissetante. Esatto. Io farei una decorazione. Ah, lì Mela che colore? ti arrangi perché... No, la mela che colore la vuoi in questo caso? Così. Così. No, rosso. No, sì, dai, boh, non lo so. Ho deciso io. Bene. Ho deciso io che prendo anche il bergamotto. Quindi no, ma semplice. Una scorzetta. Pensa che del bergamotto Sì. una volta si usava solo, cioè veniva usato solo per discorsi di La essenze, di profumeria, di questo, solo la parte della scorza. Invece adesso viene usato anche il succo. Alimentare. Sì. Ok. Allora, andiamo a mettere. Poi non sono un abile Più di me sicuramente. barman, però andiamo a mettere anche delle fettine di mela. Ci stava anche il bollino però qua, Ah, qua. Bene, allora adesso faremo in modo anche di mettere il bollino. Ok. Cioè facciamo spazio. Oh, Signore benedetto. Eccolo. Bene. Poi, Com'ho? Vermouth. però, tu metti intanto una bella... Un po' di ghiaccio? Sì, ma vai abbondante. Sì, abbondante. Sì. Fino Una lì. montagnetta, cioè. Fino all'orlo. Prova a pensare che sono le montagne della Carnia. Ma la mia domanda è, non era meglio Ci mettere sarà? il ghiaccio prima? No. Beh, in effetti. Sì. Adesso io sarò anche un po' delle montagne, ma Vabbè, dai, siamo in casa. sì, così. ma sì. Basta. Basta. Io nel frattempo Ok, cosa che faccio? spettacolo. Sai che sono meravigliato dalle come hai tagliato le mele? Hai visto? Qua i voti si alzano, eh? Mia nonna, sai che mi faceva le patatine fritte con lo zucchero quando ero piccola, invece metteva il sale sopra lo zucchero. Mi hai fatto venire Basta un'idea. rubarmi idee, però basta, cioè mi farò pagare alla fine di questa Dopo il avventura. frico di famiglia col pomodoro, guarda, adesso con le patate con lo zucchero. Queste sono di Ghita però, che ti ringrazio ancora per gli auguri di un mese fa, non mi sono sempre dimenticata di dirti, era contenta. Ok, quindi questo vermouth, Allora, vieni vicino che facciamo qua la presentazione. vengo con la montagne, con il ghiacciaio anche. Vieni con tutto l'ambaradan. Allora, Giando, perché mi devi inquadrare quando faccio questi trasporti? sì, Ecco appunto. mettiamo l'unica fogliolina di salvia con le mele che abbiamo fatto appunto questa pastella col vino bianco, farina e uovo. Sì, Il condimento che abbiamo fatto con l'aceto balsamico di mele, olio e un pizzico di sale, quindi per andare a intingere, per insaporire. E poi andiamo a mettere ah, qui ti voglio, vediamo se ti va sotto. Allora sai cosa faccio? Aspetta un attimo. Il vermouth aggiunto Che bello. alla spremuta di mele e bergamotto e il ghiaccio. Spostiamo l'olio, è spento? E Perché quindi non vorrei... abbiamo fatto un apple hour. Let's drink. Come Sì, è vedete un po' Paolo abbondante. pensa sempre a tutti, un solo bicchiere, aperitivo proprio dai Cragnins. 2 mele per il nostro Apple Hour che vi auguriamo di condividere con tanti amici a casa, 50 grammi di farina, un uovo, vino bianco quanto basta, olio per friggere, spremuta di mele e bergamotto, pomis come le mele, vermouth, aceto balsamico di mele, pomis e sale quanto basta. Beati voi che avete amici. e tanti bicchieri.
buonissimo. Comunque sì, io l'avevo detto. Ecco, sì, meglio. Dopo lo diciamo. No, lo dico io adesso. Io l'avevo detto che bisognava mettere prima il ghiaccio. Sweet? Figata! Meno male che non è successo a me. Non farti. Questa la tieni, Sando.